avvenire anche nella lingua della comunità. Vi lascio l'intervista del dottor Renzo Cevolin nell'ambito della settimana dell'America Latina organizzata all'Università di Udine dal professor Gianluca Gardini, un'intervista dedicata ai vini dell'America Latina. Ecco, qui siamo alla settimana latinoamericana con Betty Mezzina, sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier, che è venuta a presentare i vini latinoamericani. Lei è esperta di vini internazionali e proprio in occasione di questa settimana ha avuto un panel in cui si è occupata di presentare i vini latinoamericani, che la prego, diciamo per sommi capi, ci vorrebbe molto tempo, di un po' presentarci le caratteristiche di questi vini sudamericani. Buonasera, intanto grazie all'organizzazione perfetta e soprattutto all'Università di Udine per questo invito. Parlare dei vini del Sud America significa fare un salto indietro nei secoli, quando appunto sono arrivati gli europei che hanno appunto portato la loro grande arte enologica ante litteram, e del resto avevano bisogno del vino per celebrare la messa, e quindi hanno dovuto davvero subito attrezzarsi per poter celebrare la messa. E chiaramente ogni nazione, ogni ceppo europeo poi ha portato in Sud America un po' le vigne che aveva nel giardino di casa, per cui è stato molto carino poi vedere che in alcune zone prevaleva, ma ancora adesso, per esempio in Argentina, essendoci una prevalenza di italiani, ancora oggi, nonostante il Malbec stia diventando un po' il vero padrone di casa, però continua a resistere ancora la Barbera, oppure i vitini piemontesi, altri, quelli un po' storici, oppure appunto c'è l'ex Toccai, che adesso è il friulano, il sangiovese. Sì, anche perché molti dei produttori sono di origine italiana, ma anche friulana e veneta, la maggior parte. Ma tantissimo. E poi veramente un salto anche attraverso i nomi, insomma ci si riconcilia moltissimo, e quindi Zuccardi, insomma tutti i nomi di produttori italiani che insomma voglio dire testimoniano poi in realtà ciò che è accaduto in passato. Chiaramente i posti dell'America Latina, i paesi dell'America Latina che numericamente sono più pesanti nel mondo attuale del vino sono Cile e Argentina. Ecco, direi più Argentina che Cile, però devo dire in alcune annate se la combattono un po' lì. Il vino in Sud America poi si produce un po' dappertutto, però ecco, diciamo, in alcuni paesi rimangono un po' più tradizioni casalinghe o il vino per la sussistenza o per la vendita all'amico, eccetera. Però i paesi invece che si pongono proprio nei mercati internazionali hanno fatto tantissima strada, nonostante tutte le avversità che hanno poi incontrato sul loro cammino, finite negli anni 90 con la fine dei regimi, perché poi queste erano economie chiuse, vini che non uscivano dai confini nazionali, però appena sono finiti i regimi, appena si sono instaurate un po' di più le democrazie, si è avuto modo poi di vedere il vero spessore, il vero valore di questi vini. E dicevo, insomma, Cile e Argentina fanno un po' la parte del leone in Sud America e hanno dei vitigni che
parlano più francese sulla sponda andino-oceanica, quindi ai piedi delle Ande in Cile, quindi parliamo di Merlot, parliamo di Cabernet, parliamo soprattutto di Carmenère, che è il vitigno principe, il vitigno bandiera del Cile. E a lungo poi si pensava in realtà che fosse Merlot, ma poi le indagini hanno appurato che si trattava in realtà del Carmenère, che è un'uva storica proprio dell'areale di Bordeaux. E invece, ecco, diciamo, tutte le nazioni del Sud America, soprattutto queste due un po' più pesanti, si basano soprattutto su produzioni di vini rossi. 70% della produzione appunto è a bacca rossa. Dicevo, per quanto riguarda il Cile si va moltissimo appunto di Carmenère, è diventato un po' l'uva bandiera. E invece accanto poi ai classici Cabernet, ai classici Merlot, un po' di Syrah anche. Invece questo per quanto riguarda i rossi. I bianchi appunto abbiamo più Chardonnay soprattutto nell'area nord, nell'area sud, quindi la valle del Biobío, oppure a nord nell'area di Casablanca, la valle dell'Imari. Poi anche lì insomma si stanno vedendo un pochino gli effetti del riscaldamento globale, però trattandosi di paesi così grandi hanno spazio, a differenza dell'Europa che è un po' più, come dire, concentrata nei suoi territori. Si concentra sui cru l'Europa, esatto. Sugli appezzamenti misurati al metro, la misurano in ettari, no? In ettari, esatto. E invece qui parliamo di continenti, e quindi il riscaldamento globale permette poi a queste popolazioni di esplorare, soprattutto esplorare nuovi territori, avendo altitudine da una parte, che sicuramente favorisce questa forma di espansione, e abbiamo anche una latitudine sud. Motivo per cui che però la latitudine sud fa più freddo. La latitudine ma aiuta molto i vitigni bianchi, le escursioni termiche, sì, le aromaticità, le aromaticità, oppure si va sotto le Ande, e che poi è quello che fa la viticoltura di qualità in Argentina, perché l'Argentina poi, essendo chiusa fra le Ande e un mare molto più lontano, l'Oceano Atlantico, non ce l'ha lì a due passi come accade con il Cile, e la grande qualità è andata a trovarla ai piedi delle Ande, ma non si è accontentata di arrivare a 800 metri o a 1000 metri, c'è sempre una gara adesso a chi va più in alto. Insomma, le ultime vigne addirittura potrebbero sfiorare i 3000 metri, il che significa, cosa significa in termini di qualità? E significa tantissimo, perché significa avere grandi escursioni termiche, una forma di biologico naturali, grande ventilazione, grandi luminosità che favorisce la maturazione delle uve, insomma tutti poi elementi di terroir, per usare un termine francese ben noto, che portano poi ad una qualità dei vini veramente elevata. Aggiungerei soltanto che per quanto riguarda il panorama ampelografico dell'Argentina, ecco, diciamo, accanto ai vitigni storici che appunto portati poi nelle varie ondate migratorie, si è affermato poi negli ultimi decenni, possiamo dire, il Malbec è l'uva che in questo momento, bacca rossa, che più identifica la terra del tango, e quindi l'Argentina, soprattutto in una città che identifica maggiormente proprio questo tipo di produzione, che è la città di Mendoza. Tutto ruota intorno alla città di Mendoza, ci sono anche un po' di sottozone, la Valle de Uco e Juan de Cuyo, insomma ci sono, e perché adesso anche nell'America Latina meno quantità, più qualità, e quindi più si va ad identificare un po' le sottozone o gli areali esatti da cui appunto provengono le uve. Per quanto riguarda la bacca bianca, invece l'Argentina ha puntato molto su un'uva semi-aromatico, parzialmente aromatica, che si chiama Torrontés, un'uva molto piacevole, molto gradevole al naso, ma anche al gusto, anche bella morbida, insomma di grande struttura, che identifica un
po' la parte nord dell'Argentina, soprattutto nell'area di Salta. Sembra strano, ma è un'area nord molto, molto bella e che appunto ha finito con identificarsi proprio con questo tipo di vegetazione. Per quanto riguarda e poi gli altri paesi dell'America Latina e le altre nazioni, ecco, direi che un po' al terzo posto piazzerei l'Uruguay che appunto si fa tutta una viticoltura insomma sulla costa, e l'area di per esempio Canelones è quella più famosa, e anche qui si è selezionato poi un vitigno che è diventato un po' il portabandiera di quest'area, che è il Tannat. È un'area che anche questo proviene dal sud della Francia, esattamente appunto sud-ovest della Francia, nella DOC Madiran. È previsto almeno il 60% di quest'uva Tannat. Come dice il nome stesso, insomma è un'uva che si porta dietro grande struttura, ma soprattutto tanto tannino. Quindi insomma stiamo parlando di 3 vitigni, sia il Carmenère, sia il Malbec, sia appunto il Tannat, vini rossi di grande struttura a corpo che chiaramente ben si abbinano poi con la gastronomia locale. Il Brasile è un paese emergente, sta puntando anche un po' sugli spumanti, sui vini rossi, bianchi. Chiaramente anche qui il clima non favorisce moltissimo la coltivazione della vite, però i brasiliani stanno trovando le aree evocate, chiaramente vanno in altura perché hanno a disposizione questo tipo di paesaggio, questo tipo di situazione, ma non manca anche qualcosa in Perù, in Bolivia. Diciamo che per quanto riguarda le produzioni di qualità mi fermerei qui. Perfetto. Solo per chiudere, quando ha accennato ai vini in altura, una delle caratteristiche immagino è quella che hanno pochi parassiti, esatto. E quindi hanno anche molte meno diciamo, avversità e vengono coltivate utilizzando molto meno fitofarmaci, che è il futuro del vino. Oltre a quelle zone lì, anche come in Europa si sta andando verso questa direzione, cioè di evitare il più possibile di andare verso, tra virgolette, i vini naturali con un basso contenuto di solfiti. È una tendenza che c'è anche in America. Diciamo che in Sud America c'è una specie di biologico naturale, anche senza certificazione, proprio per tutta quella serie di condizioni che dicevo prima. Un'altra, per esempio, una grandissima caratteristica del Sud America è avere una nazione che è completamente a piede franco, il Cile. Il Cile completamente a piede franco, anche perché c'è delle condizioni ambientali. Ecco, spieghiamo per chi non è sommelier, perché non ha le idee chiare. Piede franco sono quei vitigni che in Europa sono tutte in estate. Sono tutte in estate perché c'è stato americano, perché nel 1870 all'incirca, insomma, poi insomma, è un po' diffuso. E purtroppo è arrivato un'afide dall'America che si chiama la fillossera e che purtroppo ha rischiato di far completamente scomparire in Europa la viticoltura, e solo alcune zone, rarissime zone, si sono salvate per condizioni ambientali un po' particolari o per caratteristiche tipiche del vitigno. Ad esempio uno l'abbiamo noi qua in Friuli, che è il Piccolit, è uno dei pochi che è a piede franco. Piede franco vuol dire che le vigne non sono state in estate, e quindi sia la parte come dire inserita nel terreno sia la parte aerea sono un tutt'uno, e quindi le vigne vengono come dire, piantate direttamente sul terreno senza bisogno del piede americano che è immune alla fillossera. Cioè, praticamente c'ha come dire, una parte, un legno talmente duro, coriaceo, che non si fa attaccare dalla fillossera. Per cui ecco, questa è anche una grandissima caratteristica una delle tante caratteristiche del Sud America. Quindi, tornando alla tua domanda, il biologico trova ampio spazio in Sud America, o naturale nel senso che trova proprio le condizioni ideali. Alcune cantine invece proprio si orientano sulla certificazione biologica, appunto, questo tutto nella direzione della qualità, anche perché se si vuole stare sui mercati internazionali bisogna anche adeguarsi un po' a quelle che sono le norme. Benissimo, ringraziamo la sommelier Betty Mezzina e ci auguriamo di poter assaggiare questi vini che ci ha così ottimamente descritto la nostra amica sommelier. Grazie ancora. Grazie.